Buon pomeriggio, siamo in diretta dalla piazza di Monfalcone, più esattamente sul terrazzo del municipio della città dei Cantieri. Al mio fianco il mio angelo custode di questa città, che ringrazio, Carlo Blasini, direttore artistico della Proloco di Monfalcone, ma è anche il numero uno del consorzio delle Proloco, presidente del consorzio isontino Giuliano delle Proloco delle province di Gorizia e Trieste. Allora, intanto dobbiamo dire a che punto a che anno siamo arrivati, a che edizione? Allora, del carnevale moderno siamo arrivati alla 138esima edizione, praticamente un numero molto importante sicuramente. Carlo, mi piace questo termine, ma da quando può essere definito un carnevale moderno? Ma dal 1884, da quando abbiamo avuto questa svolta merito di Angelo Paolini, che è stato praticamente uno che ha dato proprio un tocco di modernità, diciamo, allo svolgimento della manifestazione carnevalesca, perché prima del 1364, quando si hanno proprio le prime note che parlano di un carnevale a Monfalcone, sicuramente non era svolto in questa maniera. Angelo Paolini ha dato, diciamo, il tocco, diciamo, d'inizio per quel che riguarda proprio il testamento, la cantata di mezzogiorno, con un principio di sfilata, diciamo, carnevalesca, con qualche carrozza e qualche cavallo. Allora, vedete, fa bene il nostro Francesco Snidero a insistere su questa piazza dove dominano i colori, ma dominano soprattutto i più piccoli, perché questa è un po' la festa della ripartenza, perché l'atmosfera l'anno scorso non era così, Carlo. No, purtroppo non era così, ma neanche l'anno precedente, purtroppo sappiamo tutti quali erano i motivi. Quest'anno noi abbiamo cercato di organizzare 3 versioni del carnevale, perché quando abbiamo iniziato in ottobre, sicuramente non organizzi in una settimana tutto questo, non sapevamo oggi come saremmo stati per quanto riguarda le restrizioni. Allora avevamo già in serbo il piano A, B o C, cioè carnevale grande, cioè normale, medio o piccolo. Qua siamo arrivati alla fine a un carnevale medio che ci è permesso di portare in piazza, perlomeno in visione statica, i carri allegorici, purtroppo non in sfilata. E allora sentite l'atmosfera di festa. Carlo rimarrà con me per tutto il periodo. Un saluto alla regia di Martina Beraldo nei nostri studi di Via Nazionale 120, e c'è questo grappolo d'uva. Poi torneremo con Carlo, perché qua si fa la festa dell'uva, no Carlo? Altro che, è una tradizione anche questa antichissima, del 1957, la festa del vino in giugno. Allora, non è giugno, ma è febbraio, siamo alla fine. Signora, lei mi rappresenta un grappolo di che vino, scusi? Pinot Grigio. Pinot Grigio. Del Coglio. Lei è di Monfalcone? Sì, qua vicino, un paese qua vicino. Quando è piccolina lei... Mi piace vestirmi, e ho avuto anche già la possibilità di fare la sposa del signor Anzoletto. Sono stata molto felice in quell'occasione, perché è stato molto divertente, per sentire il carnevale proprio come lo sentiamo noi qua di Monfalcone. Che anno era? Erano 7 anni fa, sì. Ho visto che c'è anche suo figlio che... quello molto timido, è vestito da uva nera. Grappolo d'uva scura. L'ha preparato lei? Sì, ho fatto io. Sì. E invece chi è questa signora? Questa è una mia grandissima amica. Si chiama? Nicole, venga da questa parte. Ecco, lei non è un grappolo, ci limitiamo alla mascherina. Ciao, buonasera. E lei mi rappresenta? Gatto. Gatto, caro Snidero. Un gatto. Guarda che bel sorriso, la ringraziamo. Ma ascolti, il suo primo travestimento quando era più piccola? Da topolino con le orecchie giganti. Ho vinto un premio col braccio in gesto. Grazie, vi libero. Arrivederci. Arrivederci. Allora, Carlo, per raccontare, abbiamo avvicinato queste 2 signore. C'è la compagnia del carro, dall'alto si vede tutto meglio, e ogni carrista spiega come è stato realizzato. Allora, abbiamo le strutture che sono in mostra, come si può vedere da quella parte. Vedi che sono ancora praticamente fatte con le pezze di giornale, no? Praticamente un lavoro a metà. Lì la compagnia del carro spiega da come viene iniziato, dalla base, dal progetto,
la costruzione di un pupazzo, di un pezzo di carro fino alla parte finale che le vediamo esposta sempre lì sotto. Poi abbiamo i carri già pronti che mostreranno come sono fatti i movimenti, perché sappiamo che un carro più movimenti ha, più importanza assume, oltre che la grandezza, la spettacolarità, le luci eccetera. Pertanto i movimenti sono una cosa anche molto importante per quanto riguarda anche la sicurezza, perché devono rispettare determinate norme eccetera. E poi ogni carro, come vediamo, quello lì viene dal Veneto, quello giù in fondo, e questi qua sono invece più regionali delle parti nostre, però ognuno ha delle caratteristiche particolari che vengono spiegate mano a mano al pubblico. Da dove arrivano? Abbiamo detto uno dal Veneto? Allora, praticamente da Jesolo, poi abbiamo dall'Alto Friuli che arrivano da vari paesi, anche quello giù in fondo dall'altra parte praticamente sono dal Veneto, perché quest'anno il problema qual è stato? Che i carristi non hanno costruito i carri, perché non avendo la garanzia e la sicurezza che venissero fatte le sfilate, non sono andati ad investire molti soldi, perché un carro costa parecchio, costa la realizzazione, avendo poi l'incertezza che questi potessero sfilare e ovviamente recuperare parte dell'investito. Pertanto abbiamo avuto difficoltà a reperirli, abbiamo cercato di combinare ugualmente con qualche carro già visto nelle precedenti edizioni e 2 invece sono nuovi che sono stati appunto fatti in Veneto per altre sfilate delle parti loro. Senti, parlavamo prima dell'intervento delle 2 signore di Carnevale Moderno. Tutti questi anni raccontano che cosa? Ma sicuramente allora il Carnevale è un momento di sfogo, di libertà, specialmente in quest'anno, perché dopo 2 anni di clausura forzata sicuramente per tutti noi è uno sfogo, anche se il momento, come sappiamo, non è tra i migliori, perché dopo la pandemia è successo di nuovo un altro problema molto grosso a livello mondiale, però penso che la gente dopo 2 anni abbia veramente il diritto anche di trovare un attimo di serenità, specialmente per i bambini che sono stati chiusi per troppo tempo. E abbiamo voluto, con tutto il rispetto per quello che sta succedendo, però portare ugualmente un po' di allegria. E il Carnevale racconta un po' anche questo, e gli anni, come sono stati trascorsi, specialmente nella nostra tradizione che tu conosci, la cantada, il giornale, lì se vai a ripercorrere le varie annate, veramente ripercorri i fatti che sono successi durante gli anni appunto che vengono riportati. È come un'enciclopedia storica, come dire. Carnevale è la festa di tutti che sicuramente deve continuare. E allora, conosci questa fotografa? Questa, se non sbaglio, è la nostra Katia, la fotografa ufficiale del noto quotidiano locale, che è immancabile sempre nelle nostre manifestazioni, negli eventi cittadini, con le sue foto. E allora io proprio per tradizione amo sentire queste persone che non si vedono, tante volte non si firmano, però sono fondamentali al corredo degli articoli. In questo caso parliamo del piccolo. Si chiama? Katia. Allora Katia, quanti scatti oggi per il piccolo? Oggi ne ho fatti parecchi, ma non del Carnevale, sono appena arrivato per il Carnevale. Quanti servizi hai fatto fino adesso? 5 oggi, sì. Cose liete? No, abbastanza, sì. Almeno Sì. Tranne la manifestazione per la pace stamattina per la situazione in Ucraina, sì. Senti, domani si sa già un po' quante foto potrebbero essere pubblicate? No, non ho idea veramente, però insomma parecchie penso. Sei della zona? Io sono di questa zona, sì, di Monfalcone. Ecco, raccontare, testimoniare il carnevale da grande ti porta indietro un po' con la memoria quando eri piccolina? Sì, abbastanza, sì, perché no, certo. Sono diversi anni che lo faccio, insomma. Quindi c'è anche un'evoluzione nel carnevale, no? Ecco, in questo momento qual è lo scatto che hai fatto più volentieri? Non so, questo carro è molto bello. Il primo? Il primo, questo qui. Quello con l'insetto. Sì. Esatto. Buon lavoro. Grazie. Grazie alla fotografa del piccolo. Nel frattempo, ecco, la Cisinta è arrivata e mi ha subito corretto, la super fotografa. Rispetto a 2 anni fa non ha, anzi 3 anni fa, non ha il sombrero, sindaco. Sì, è vero, ma non è oggi l'ultimo giorno, l'ultimo giorno di Carnevale, l'altra volta il sombrero l'ho indossato il martedì, per cui mi riservo di avere delle sorprese, di usare delle sorprese. Però intanto sono veramente molto contenta. Ne parlavo adesso con Carlo Blasini, venendo qua mi hanno fermato con riconoscenza, le persone hanno bisogno di poter ridere, di poter
anche stare fuori, cercare di condividere le cose, gioire. Abbiamo sofferto parecchio, è logico, qualcuno mi ha detto sì, però oggi in un altro paese c'è la guerra, ma non ce ne siamo mica dimenticati. Non è perché si cerca di continuare a vivere che ci si dimentica delle sofferenze degli altri, ogni giorno ce ne sono purtroppo. Però questo è un modo giusto e bello per dare alle persone la possibilità di vivere dei momenti di gioia insieme. Oggi ci sono tantissimi bambini, tantissime bambine, tante famiglie e io credo che questo sia un diritto che ciascuno ha. In più la città in questo modo continua a vivere anche delle sue tradizioni e il Carnevale per Monfalcone è una giornata, è un periodo molto importante. Noi abbiamo seguito il principio: se quello che non si può non si fa, ma tutto quello che si può si fa. I carri non possono sfilare perché ci sarebbe un assembramento troppo importante di persone in vie strette, bene, portiamo i carri, li costruiamo e i bambini, gli adulti possono godere anche dei laboratori. Ho visto ad esempio quel carro e ha un laboratorio di persone che stanno raccontando come si costruisce. Abbiamo la compagnia del carro di Saranzano che è qui, che è venuta, che ha partecipato, e poi guardate, ci sono veramente ci sono le persone che quando camminano e guardano e si guardano intorno è come se tornassero un po' alla vita. Ecco, questo mi dà veramente tanta gioia. Ecco, dicevo prima con Blasini che in questo momento sta dialogando anche con gli altri collaboratori, che l'atmosfera è nettamente diversa oggi rispetto a un anno fa. Sì, sì, ormai ognuno di noi pensa che si sta andando veramente verso il bello, diciamo, e quindi c'è la consapevolezza che con anche tanta sofferenza, ma ci stiamo lasciando alle spalle un periodo difficile. Devo dire che a Monfalcone io ogni giorno controllo i dati dei positivi, degli ospedalizzati, eccetera, e siamo scesi in maniera importante in 2 settimane da 950 positivi, 17 ospedalizzati, a circa 150 positivi e 1 ospedalizzato. E quindi finalmente si sta guardando con serenità il futuro. Adesso io credo che ci sia bisogno proprio di un'inversione di marcia, di aprire e di tornare a vivere completamente, anche per dare respiro alle attività che altrimenti vivono meglio in Slovenia che in Italia, no? Ecco, quindi noi siamo un po' la testimonianza che abbiamo fatto il Natale, l'abbiamo fatto in maniera sicura. Guardi, oggi ci sono tantissime persone che controllano e magari non ci se ne rende conto in giro, però ce ne sono tante, e anche a Natale ne avevamo, ma devo dire che nessuno ha avuto alcun problema, per cui bisogna fare e bisogna cercare di ridare la speranza, e come diceva giustamente Carlo, noi qui oggi stiamo vivendo l'atmosfera, quella che volevamo proprio così regalare. Martedì avremo finalmente di nuovo la cantata con signor Anzoletto e il notaio proprio da questa terrazza, di nuovo dopo 2 anni che la facevamo chiusi nella sala del Consiglio Comunale, un momento importante perché è un'altra delle testimonianze della nostra identità, del nostro essere monfalconesi, orgogliosamente monfalconesi, e quindi mi dispiace soltanto che la legge imponga l'obbligo, e in questo caso per martedì dico, dell'obbligo dell'accesso ai varchi, quindi del Green Pass. Quindi spieghiamo per chi si sta ascoltando da casa qual è quindi la regola da rispettare? Oggi nessuna, perché appunto non c'è una mostra questa, però martedì la regola, che posso dire in questo caso non condivido, perché comunque fuori dai varchi ci saranno le persone, quindi la trovo non di tanto buonsenso. Però noi dobbiamo mettere i varchi con l'accesso col Green Pass rafforzato, perché è equivalente a un pubblico spettacolo, e quindi quello implica che devi fare in questo modo, e noi pur di fare facciamo in questo modo ovviamente. Quindi dalla terrazza ci sarà la cantata di signor Anzoletto e ai varchi che dobbiamo mettere, perché altrimenti non sarebbe possibile fare l'evento fuori, dovremmo farlo chiusi, ancora peggio in Consiglio Comunale, dovremmo seguire questa regola. Io credo che però sia un passo in avanti, ecco, siccome sono una persona positiva, credo che sia un passo in avanti, anche se mi dispiace molto, perché avrei voluto regalare a tutti quelli che hanno il piacere di esserci questo momento, che comunque sarà un po', diciamo, limitato. Secondo me adesso è arrivato il momento un po' di aprire, ecco. Io sono oggi molto favorevole all'endemia, non più alla pandemia, e quindi ritengo che si debba veramente andare verso le aperture veloci e rapide.
Ecco Sindaco, fra poco scenderemo, magari se viene con noi, c'è al piano terra del municipio guidato da Anna Maria Cisint una mostra appunto con i costumi storici. Sappiamo che il nostro pubblico ama e è assettato di storia e di tradizione, quindi quello che vedete nelle immagini del nostro Francesco Snidero è quello che in tempo reale sta succedendo in Piazza della Repubblica a Monfalcone. È bello il passaggio del sindaco che dice quello che non si può fare non si fa, ma quello che si può fare si fa fino in fondo nel rispetto delle regole, anche perché da una parte i cittadini chiedono di essere più liberi, ma dall'altra anche di essere sicuri, e quindi chi amministra deve garantire entrambe le condizioni, e non è proprio una passeggiata, ma l'abbiamo visto anche a Natale, c'eravamo e quindi abbiamo voluto raccontarvi con la fiera di San Nicolò che Monfalcone credeva nella ripartenza, lì c'è stato un accenno e oggi c'è la conferma di questo. Quindi abbiamo visto prima parlare il nostro Blasini con i suoi collaboratori collegato via radio, però c'è anche quel gruppo di intrattenimento da strada, si dice così Carlo? Ma diciamo che è un gruppo itinerante, animazione itinerante, sono i Berimbau che arrivano da Trieste, un gruppo di percussionisti che stiamo facendo girare in continuazione per tutta la città, per le vie più importanti, per portare allegria non solamente in centro, in piazza, ma anche nelle strade un pochettino più periferiche. Ma forse i nostri amici non sanno, caro Carlo, che giovedì, l'altro giorno, il sindaco vi ha consegnato al presidente della Proloco le chiavi della città. In questo momento è la Proloco, che è la titolare del carnevale, ad avere le chiavi della città di Monfalcone. E così il sindaco ha detto adesso verrange voi, se c'era ogni erangeve. Almeno per un 3 giorni. Senti Carlo, ecco, in vista della, qui si terrà la cantada, se volessimo dare qualche anticipazione, perché sappiamo che ci sono le punzecchiature, no? Visto che insomma siamo quasi in periodo elettorale. Ma diciamo che per quanto riguarda il testamento, sai che quello è tenuto segreto fino all'ultimo momento, come anche la sposa, che presenteremo proprio domani al Teatro Comunale in occasione dello spettacolo che abbiamo organizzato, Nose Zelig, ma la cantada, uno spettacolo molto divertente con gli artisti che arrivano dal mondo di Zelig. E lì presenteremo per la prima volta al pubblico ufficialmente quella che sarà la sposa. Per quanto riguarda il testamento, quello purtroppo è illucchettato. Senti, la sposa, la selezione della sposa come avviene? Ma diciamo che per questo si occupa direttamente lo sposo, perché giustamente, visto che deve sposarsela lui, che si arrangi lui a scegliere ovviamente in base alle sue esigenze quello che fa più al caso suo, no? Tutti molto molto curiosi di capire chi sarà la sposa del 2022 del signor Anzoletto. Lei non ha mai ricoperto quel ruolo? No, io non sono all'altezza di fare la sposa di signor Anzoletto, assolutamente, per cui lui ha un gusto eccezionale. Anna Maria, io mi permetto perché l'ho visto a San Nicolò, mi ricordi il nome? Alberto? Alberto? Allora, Alberto è il compagno della Cisint. Alberto? Come va, caro? Buongiorno, bene. Vieni, ormai ci siamo visti per San Nicolò, perché non vederci anche a Carnevale? Abbiamo parlato delle lasagne. Siamo rimasti al pasticcio. Grande uomo. Questo si ricorda che abbiamo parlato del pasticcio, con tutte le Gli piace? Cioè lui il pasticcio, ma tutto in genere, tutto il cibo, diciamo, un buon gustaio. E quindi, oltre al pasticcio, caro, che cosa oggi a pranzo? Se non so... Quello che parliamo solo di pasticcio a casa. Quindi vi ho condizionato. Sì. Oggi a pranzo hai mangiato o la pizza normale, tranquilli. Pizza normale. Oltre a guardare dall'alto, perché siamo qui 30 centimetri. Guardo dall'alto anche quando sono giù in piazza. Ecco, guarda, te l'ho servita su un piatto d'argento. Travestimenti? Non più? No, per carità, siamo tutto l'anno vestiti da sindaco e da giocatore di basket ex, per cui è sufficiente, grazie. Così la chiudiamo in bellezza. Crostoli o frittelle? La Cisint, cosa è capace? Non dirmi mia suocera, perché sennò può... No, crostoli, più crostoli. Li fa fini o spessi? Ingrassano di più, siamo sulla dieta noi. Fa fini, con tanto zucchero filato sopra? Io zucchero a volontà, lei zero. Ah, perché è una che sta attenta? Sì, sta attenta. Sai che cosa c'è adesso? Dobbiamo andare in pubblicità. Consigli per gli acquisti? Come Consigli per gli acquisti.
Dal compagno della Cisinta, la Cisinte, Blasini, pubblicità e ci vediamo tra poco. Il notaio. Ed eccoci nuovamente in diretta, questa volta siamo scesi di un piano, siamo al piano terra del municipio di Monfalcone. Dalla terrazza vi abbiamo raccontato, soprattutto con le immagini, ma con le testimonianze del direttore artistico della Proloco di Monfalcone, Carlo Blasini, e anche presidente del consorzio delle Proloco della zona dell'Isontino, quindi lo ringraziamo perché ci dà dati, ci dà informazioni. Abbiamo salutato il sindaco e relativo compagno che ci hanno raccontato anche il loro punto di vista sul carnevale. Questo signore è un monfalconese doc, ma con la sua signora abita a Fiumicello. Allora, Livio. Allora, intanto questa è tutta roba tua? Tutta roba nostra, abbiamo realizzato da anni questo carnevale, ogni anno noi facciamo degli abiti diversi, a parte questo lockdown che ci ha impedito di farlo per 2 anni, ma ogni coppia di queste maschere ha sfilato nel carnevale di Monfalcone e in varie occasioni, anche non soltanto Monfalcone ma anche il Mandamento in Friuli. Per quanto riguarda la realizzazione, con grande soddisfazione e anche con grande abilità e lavoro, lei per le parti particolari, io per le strutture, e ogni anno abbiamo realizzato qualcosa che adesso abbiamo voluto, grazie al Comune, proporre ai cittadini di Monfalcone, in modo che possano vedere i nostri lavori, ma non perché solo che li abbiamo fatti noi, ma che possano prendere spunto e magari, non so, l'input per poter fare anche loro realizzare tante maschere a questo livello, di questo tipo. Livio, come si chiama tua moglie? Mia moglie si chiama Laura. Laura, ma mi dà l'aria di essere molto Mary Poppins, o sbaglio? Mi sento molto Mary Poppins. Di fatto lei prende questo oggetto e vola via con suo marito. Sarebbe molto bello. Venga da questa parte, venga. Allora, intanto, che ruolo ha nell'organizzazione di queste mostre che avete, come questa mostra che avete allestito all'interno del municipio? Sì. Diciamo che l'allestimento forse è una collaborazione di tutti e due. Lui è più l'artista concreto e io faccio molto i particolari, ma nell'insieme penso che sia riuscito bene. E vedete che proprio dall'ingresso entrano mamme con relativi figli, perché qui c'è molto da guardare, ci sono anche i personaggi dei cartoni animati che i più piccoli ogni giorno alla TV, magari da qualche rivista, guardano, osservano, e poi c'è anche ovviamente Pinocchio e la sua fatina e l'immancabile grillo parlante che ai tempi non fu molto ascoltato da Pinocchio. Invece di là cosa si trova, signora? Di là c'è una coppia di corsari che è abbastanza realistica, e poi una piccola sorpresa per quelli che hanno un'età un po' come la nostra, di mio marito, che è un ricordo di una bella pubblicità degli anni nostri. Dunque andiamo a vedere da questa parte. Merita vederlo. Adesso ho capito, già guardando il carosello. Signora. Esatto, il carosello con tutti i personaggi che sono Carmencita e la sua compagna. Carmencita, vieni via. Carmencita, sei già mia, chiudi il gas e vieni via, un classico. Sembra facile, ma non è. Quello del caffè. Dopo Gigio, il pianeta di Papalla, Joe Condor, che tutti conoscono e si ricordano, l'olandesina con il Calimero, e la frase famosa, dopo Carosello tutti a nanna. Non tutti se lo ricordano, ma quelli della nostra età sicuramente. Ecco, Topo Gigio, che è quello che diceva "ma cosa mi dici mai", esatto. No? Ma, senta, questa è una passione che voi coltivate da quanti anni? Ma diciamo che io e Laura siamo ormai quasi 25 anni che facciamo questo tipo di attività cannascialesca e ogni anno ci sbizzarriamo per scegliere qualcosa di nuovo. Naturalmente tutto questo non va né gettato e tantomeno venduto. Allora questa nostra collezione l'abbiamo voluto dedicare appunto a questa mostra, perché Monfalcone merita questo tipo di attività per quello che fa, per il carnevale che è una tradizione ormai risaputa. Per cui il nostro modo di lavorare penso non si fermerà qui, ma continueremo
tempo permettendo, appunto di realizzare cose diverse e magari migliori di quelle che abbiamo fatto finora. Ed è una grande soddisfazione vedere che la gente si avvicina con grande piacere a questo tipo di lavoro. Allora, e invece questi, Livio? Sono due corsari fatti abbastanza tempo fa e hanno una particolarità. Intanto sono molto frizzanti come abito, però hanno tanti particolari che li rendono ancora più realisti e veritieri. E posso dire una cosa, lì c'è un piccolo tabellone dove ci sono delle foto di noi che sfiliamo. Una cosa è vederli staticamente, una cosa è vederli in movimento, lì dove l'abito prende forma assieme al personaggio che lo veste. Allora io ringrazio questa coppia, Livio e Laura? Laura, LL, quindi io li ringrazio e piano piano guadagniamo l'uscita perché adesso vogliamo uscire, andare all'aria aperta, andare con Carlo Blasini nel cuore della festa e quindi andremo a esaurire la tempistica appunto in Piazza della Repubblica dove appunto che cosa succede là fuori? Allora, fuori, oltre che l'esposizione di carri e delle attrezzature allegoriche, abbiamo due gruppi che ci stanno aspettando, il gruppo dei Berimbau di Trieste, che è un gruppo di percussionisti, e il gruppo del Quaiaz di Romance, che se voi andiamo a visitare. Io lo faccio sempre, saluto gli amici di Alexa, che ci siamo abituati a trovarli praticamente ovunque, hanno sbalzato in questi 2 anni per garantire la sicurezza, il distanziamento, quindi grazie e buon lavoro. Bene, noi andiamo a gustarci questa atmosfera, sentirete che il rumore aumenta e a questo punto noi scendiamo dai 3 scalini che dividono la piazza di Monfalcone dal municipio e entriamo nel cuore della festa. Quindi Carlo, ci stiamo avvicinando a che cosa? Allora, adesso andiamo là del gruppo dei Berimbau, che sono quelli con la felpa gialla, che hanno dei ritmi molto brasiliani, richiamano un po' quello che è il carnevale di Rio, no? Ogni anno noi li invitiamo al nostro carnevale proprio per fare questa sorta di gemellaggio virtuale fra Monfalcone e Rio, oltre alle ballerine brasiliane che tu hai avuto già modo di poter vedere in altre occasioni. Sono accompagnate proprio da questo gruppo, eccoli qua, ci stiamo avvicinando, così li lascio a te per le interviste. Vediamo se riusciamo a trovare qui vedete che mamma con piccoli stanno cominciando ad abituare i bambini alle percussioni. Vorrei andare da chi è che può dirmi 2 parole? Eccoci. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Da dove arrivate? Trieste? Sono loro oggi. Allora, Sono loro l'intervista. Io solo faccio supporto. Lei fa solo supporto? Senti, presentami un po' il gruppo. Sì, questa è la banda Berimbau, attiva ormai dal 1999, penso, sono abbastanza sicuro, sì. E siamo un gruppo che suona musica brasiliana, sudamericana, e la riporta, in particolare noi siamo residenti nella città di Trieste, però cerchiamo comunque di espanderci un po' dove è possibile. Per esempio adesso c'è una parte del gruppo che è in Portogallo a festeggiare il carnevale. Ma insomma ci espandiamo, insomma ci spostiamo anche comunque in regione, nei luoghi un po' più affini a noi. Allora, cosa ci fate sentire? Vi facciamo sentire una serie di ritmi, appunto come ho detto, provenienti dal Sud America e altri paesi dove si suona questo tipo di musica. Quindi con cosa ci sentiamo adesso? Cosa sentiamo? Sentiremo un po' di ritmi più da Rio de Janeiro, quindi nella parte più casa del samba, culla del samba, e ritmi anche un po' più di Recife, quindi un po' più del nord-est. E alcune rivisitazioni di ritmi un po' in chiave un po' più moderna, come funky. Dai, vai, che così la facciamo sentire in diretta, prego, così. Sì, fate un pezzo. Questi sono degli habitué? Sì, abbiamo questo rapporto da molti anni con loro perché ci troviamo bene, poi come ti dicevo ci portano quell'allegria brasileira che non fa male sicuramente in un carnevale come il nostro. Adesso vedete che si stanno preparando all'esibizione, quindi ci siamo quasi.
stanno posizionando i berimbau e quindi, lo ricordiamo, arrivano da Trieste e noi siamo in piazza a Monfalcone. Carlo, prossimi appuntamenti? Appuntamenti in piazza, abbiamo anche domani, continua l'esposizione dei carri con l'animazione da parte di altri gruppi, altre bande, eccetera. E poi, come già dicevo prima, domani abbiamo questo grande appuntamento al Teatro Comunale con questo spettacolo comico con gli artisti di Zeliga, ingresso libero, dove è una novità un po' portare questo spettacolo in teatro, perché di solito il carnevale si svolge sempre per le strade qui a Monfalcone, ma vista la situazione abbiamo pensato di fare un po' anche il riparo. Infatti c'è una, grazie che abbassano anche il volume della musica, e andiamo con le percussioni, il berimbau. Allora, mentre i berimbau continuano nella loro esibizione, ci ha raggiunto anche il sindaco ancora di Monfalcone. Allora Carlo, parliamo della cantata che si svolgerà proprio qua. La cantata si svolgerà dalla terrazza del municipio e qua in piazza avremo sicuramente la folla delle grandi occasioni. Allora noi ci spostiamo da questa parte.
qua siamo in una zona un po' più tranquilla. Qui invece, venga sindaco, qui che cosa troviamo, Carlo? Allora ci siamo un attimino levati dalla confusione, altrimenti non si poteva più parlare. Complimenti ai Berimbau che sempre rallegrano la nostra piazza. Adesso andiamo qua da un altro gruppo, che è un gruppo di animazione sempre itinerante che sta girando per le vie di Monfalcone. Abbiamo gli amici del Quiat che arrivano da Romance di Isonzo, anche loro sono molto ben preparati, ogni anno li troviamo nella sfilata con dei gruppi mascherati, come potrei vedere, dei costumi molto ben accurati e veramente molto belli. Romance è con noi. Allora sindaco, io vorrei andare da una rappresentante, però prima vorrei chiedere la dimostrazione che Monfalcone è aperta, anche perché vediamo che c'è un po' tutto il circondario, Anna Maria. Assolutamente, diciamo che a Carnevale rappresentiamo un punto di riferimento per cui vengono un po' da ovunque. Certo che dà tanta soddisfazione vedere anche questa numerosità, ma anche questa gioia, e tra l'altro anche con moltissimi gruppi come questo che partecipano che sono di territori vicini, di città vicine, come gli amici di Romance, per cui dei ritorni, perché poi ci sono come questo altri gruppi che sono stati abituati a arrivare a Monfalcone il giorno del martedì, diciamo, no? Quando c'era la sfilata dei carri. Per cui oggi noi abbiamo voluto un po' rappresentare la possibilità di divertirsi nella tradizione che il Carnevale ci rappresenta, e guarda quanta gente che ha voglia di divertirsi, o no? Allora lei rappresenta? Io sono il presidente degli Amici del Quiat di Romance di Isonzo, un'associazione culturale che è nel Carnevale dal 2009 e dal 2012 associazione, e noi siamo gruppo di Carnevale. Facciamo un sacco di laboratori con i bambini e ci piace portare quella che è un po' la nostra allegria, l'allegria del Carnevale un po' tutto l'anno, perché per far capire anche alle nuove generazioni che non ci sono solo le cose che si comprano, ma che ci sono dei valori un po' più grandi, no? Dietro, quindi c'è il laboratorio, c'è bravissimi gli amici della Compagnia del Carro che spiegavano adesso come nascono le cartapeste per un carro di Carnevale. Nella stessa maniera noi entriamo nelle scuole oppure creiamo dei nostri laboratori per spiegare appunto come nascono i nostri costumi, che sono del tutto fatti da noi, cioè tutte le parti che voi vedete dei costumi non sono state comprate, ma sono state comunque fabbricate. Quindi allora, le chiedo, visto solo di portarli perché sennò siamo in controluce. Quest'anno in particolare abbiamo voluto fare un medley dei vari anni che abbiamo fatto, quindi abbiamo dei rappresentanti degli Aztechi, abbiamo dei rappresentanti del Medioevo, abbiamo rappresentanti dei Vichinghi, del Messico, della Cina, e abbiamo voluto appunto far vedere un po' tutte le nostre, diciamo, bravure, tra virgolette, no? Vogliamo veramente far vedere quello che in tanti anni siamo riusciti e vogliamo continuare a fare, proprio per far vedere che la manualità e comunque l'artigiano non è finito, cioè non è vero, anzi secondo me, ecco guarda, il nostro re vichingo, io amo tantissimo i particolari, ecco. La nostra, diciamo, storia nasce comunque, parte da ricerca durante l'anno. Una volta che assieme abbiamo scelto un tema, viene fatto. Allora noi, devo essere onesta, piace molto lo storico, perché ci piace veramente la ricerca che sta dietro al lavoro, no? Quindi c'è tutta una ricerca da prima sui costumi, sulle tradizioni, e dopo appunto ci si mette al tavolino, ci si divide, ci sono vari laboratori, ci sono chi si occupa della sartoria, chi si occupa degli accessori, e si mette insieme un tema che deve soddisfare tutti quanti, ma che comunque dura un anno di fila, da un anno all'altro, ecco, sicuramente. Senta, in 30 secondi dobbiamo dire quando nasce la Compagnia del Quiat. Allora, nasce nel 2009 come banda del Quiat, diventata associazione nel 2012. Da quest'anno diventa Amici del Quiat, perché abbiamo fatto un sodalizio con la Proloco di Romance di Isonzo che aveva gli amici del Carnevale. Quindi abbiamo voluto unire le due cose, le due associazioni, e creare un qualcosa di nuovo che porterà avanti sicuramente qualcosa di veramente valido, come abbiamo sempre fatto. Grazie. Chirurgici, diciamo che possiamo chiudere così, rispettiamo i tempi. Sindaco, grazie per il supporto. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie. Allora chiudiamo con la Compagnia del Quiat di Romance, c'è anche l'applauso, gli amici. E viva Monfalcone! E viva Monfalcone, e viva il Carnevale! Grazie Blasini, grazie a Francesco Snidero e alla Martina Beraldo per la regia dai nostri studi. Grazie e arrivederci.